domanda a entrambi. Come vedete il mondo della televisione? Qual è il vostro rapporto con la TV e cosa, se vi affascina o vi sentite distratti da questo mondo? Siamo un po' bombardati da piattaforme, dimensioni social, quindi diciamo il fascino della TV in particolar modo non lo subisco poi così tanto, più il fascino del cinema per quanto mi riguarda, di andare al cinema ancora mi crea quella magia sempre forte, però comunque la guardo, ci sono dei programmi che secondo me uniscono un po' l'Italia, come Sanremo mi viene in mente, quindi ci sono delle cose iconiche della televisione che continuiamo a mantenere come prodotti italiani che coinvolgono in maniera particolare il pubblico. Io guardo più film che serie in realtà, però le guardo, insomma, non è che... Non avrei saputo dirlo meglio. Sei stanco? No, dico... E come è stato quindi interfacciarsi con un periodo così importante per la televisione italiana per entrambi? Beh, è stato... Com'è stato? È stato innanzitutto un lavoro di ricerca perché comunque abbiamo riguardato, cioè guardato per la prima volta o riguardato, poi dipende dai casi, questi caroselli o comunque i più famosi, quindi abbiamo fatto proprio uno studio su quello e poi abbiamo cercato singolarmente di prendere delle cose specifiche di due ragazzi, poi adulti e poi veramente adulti perché passano 20 anni di quell'epoca là, quindi con quel tipo anche proprio di contesto sociale. Mi viene in mente appunto per Mario il sogno di fare il cinema di Fellini, di essere appunto un ragazzo seppur giovane ma molto, molto preparato in quello che sa fare, e nel caso di Laura la donna che mette i pantaloni, che divorzia, quindi che non sta a casa, no? Quindi in questo senso sì, è stato interessante. Grazie. E per te invece? È stato un lavoro molto immersivo, anche raccontare, vedere poi e girare dei caroselli, oltre che documentarsi appunto sui caroselli, perché ci avevano mandato un link con tutti diciamo, i più importanti che erano stati girati, anche girarli veramente, quindi vestiti da personaggio, essendo degli autori di quei caroselli, lui il regista di quel carosello, vederli poi replicati sul set vero al giorno d'oggi è stato secondo me molto emozionante, cioè per me molto emozionante e molto bello, una realtà veramente immersiva. Ludovica, qual è stato l'aspetto più complesso da restituire appunto di una donna comunque emancipata che vive gli anni di cambiamento di quel periodo lì, di dopoguerra, comunque anche un periodo? Laura viene raccontata in un arco emotivo, è vero che è all'interno di un film, però abbastanza comunque ampio e definito, con dei tempi scanditi bene, quindi ero avvantaggiata e appunto restituire quest'idea di ragazza rivoluzionaria un po' avanti per i suoi tempi, che non fa poi quello che le si dice in famiglia di fare, che ha il supporto della nonna, che lo trovo bellissimo e tenerissimo, e che va contro un po' le volontà inizialmente di suo padre, di suo marito, quindi mantenere una tempra forse per restituire quell'autenticità, quel coraggio di quegli anni. Ok, Giacomo, come è stato invece interpretare un personaggio con un arco narrativo così ampio, dal cinico fino al romantico? In cosa ci sei più vicino? Ma non lo so, sicuramente ho trovato interessante appunto raccontare un amore che non ha niente a che vedere con il tutto perfetto subito, ma che ha appunto un percorso temporale molto, molto ampio, quindi anche per quanto mi riguarda molto autentico, no? Perché non tutte le storie d'amore per forza devono essere subito, immediatamente fantastiche, stare insieme tutta la vita, ma anzi, probabilmente quella che si rincorre nel tempo per arrivare nel momento giusto, perché quelli di prima non lo erano, momenti giusti, forse è quello che resiste nel tempo, insomma, è quello autentico, no?
quindi Va bene, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.